Bongiorno, candidata alla Camera alle prossime elezioni politiche per Sinistra e Libertà, ospite nei nostri studi. Buongiorno e grazie per essere con noi intanto. Buongiorno a lei. Allora, cominciamo con una domanda introduttiva. Il tema principale, più importante, su cui intende impegnarsi, che probabilmente l'ha spinta anche a presentarsi alle elezioni. Ecco, allora ci tengo a fare una grande precisazione. Non è Sinistra e Libertà, ma in quella E c'è la parola ecologia. E la parola ecologia è proprio la parola che mi si addice più di tutte. Ed è il motivo per cui ho aderito principalmente a questo partito. Proprio perché è l'unico partito che prende in considerazione questo argomento in maniera chiara, esplicita, senza paura, mezzi termini, non è l'ultima voce del capitolo di un programma elettorale, di un manifesto di un partito, no, è parte integrante e addirittura potrei dire che è trasversale in tutti i temi che noi andiamo a trattare, da quello del lavoro, quello della cultura, quello dei diritti civili, tutti, anche perché come facciamo a dimenticare che noi siamo parte integrante dell'ecosistema? Quindi se ne parliamo di alimentazione non possiamo parlare di ecosistema? Sì, dobbiamo parlare di ecosistema. Se ne parliamo di lavoro non parliamo di ecosistema? Certo. Quindi sottolineo proprio questa questione dell'ambiente, declinato in tutte le sue proprio accezioni. Quindi i temi importanti sono dal mio punto di vista il lavoro, imprescindibile, che nel prossimo futuro dovrà trovare le sue declinazioni su due gambe, così mi piace definirlo, la gamba dell'ambiente e la gamba della cultura. Altro tema fondamentale che è sempre stato negli ultimi 60 anni uno proprio dei capitoli, e infine la cultura, persino il telegiornale dice e infine la cultura. Trovo che sia una cosa deplorevole proprio per quello che riguarda anche la nostra nazione, che invece è un caposaldo. Noi sappiamo che abbiamo un patrimonio artistico, culturale immenso, tutta la nostra nazione si è fondata da sempre, per millenni, proprio su questo argomento, per cui non possiamo fare l'ultimo capitolo di spesa. Ci sono alcuni temi etici che come cattolici noi vogliamo sottolineare. Il primo che le chiedo riguarda la questione del matrimonio, che ogni tanto emerge anche in questa campagna elettorale. La famiglia naturale uomo-donna fondata sul matrimonio, come la indica la Costituzione, insomma, lei è a favore di questa forma? Come intende sostenere questa forma di unione? Bella, mi piace questa domanda e ci tenevo. Perché la nostra Costituzione non parla di uomo-donna. È evidente che all'epoca non c'era il pensiero di una coppia omosessuale. I nostri padri costituenti, mi piace dire padri e madri costituenti, perché la resistenza l'hanno fatta uomini e donne, e la scrittura della nostra Costituzione è proprio di uomini e donne. Non si parla di matrimonio tra uomo e donna nello specifico. Se noi pensiamo che l'ultima riforma del diritto di famiglia risale al 1975, quindi ormai dire datata non rende. Le famiglie, possiamo definire ormai le famiglie più che la famiglia, si sono evolute, si sono trasformate e noi non possiamo dimenticarcelo, non possiamo metterlo sotto il tappeto questo pensiero e questa evoluzione, è sostanziale. E dimenticarci sarebbe un danno nei confronti di persone per cui noi dovremmo considerarli come dei cittadini di serie B anziché cittadini di serie A. Quindi le riformulo la domanda: matrimonio, lei parificherebbe il matrimonio tra persone dello stesso sesso, l'unione tra persone dello stesso sesso, diciamo, il matrimonio uomo-donna? Sì, allora guardi, mi piace dire una cosa, per me il reato fondamentale è quello del furto. Come mi piace citare Tiziano Terzani proprio in questo, lui dice che uccidere è rubare la vita, per esempio, per cui tutto può essere alla fine ricondotto al furto. Mi piacerebbe sapere in che cosa rubano due persone dello stesso sesso che si uniscono a fare una famiglia. Io penso nulla. Anzi, c'è una bellissima esplicazione d'amore. Quindi su questa cosa io sono una cattolica, sono cristiana, sono assolutamente ferma e rigida su questo.
la mia indole è quella di stare con un uomo e di avere una famiglia con dei figli biologici, è vero, ma non per questo io sono un cittadino migliore di altri, oppure devo avere dei diritti e gli altri devono avere mezzi diritti. Non sono d'accordo su questo. Certo, ancora lo trovo molto lontano il concetto di avere un figlio biologico da parte di una coppia omosessuale. Questo assolutamente, per quello che riguarda poi la mia personale posizione. Ritengo però che l'adozione possa essere tranquillamente esplicata, soprattutto perché non sempre, anzi lo vediamo, la cronaca di tutti i giorni è molto chiara, una coppia eterosessuale è necessariamente una migliore coppia genitoriale per dei bambini. Stiamo in tema, c'è un aspetto che è sociale ma anche economico, noi crediamo, cioè il tema della denatalità. C'è una proposta del Forum dell'Associazione Familiare di destinare alla famiglia l'1% del PIL, anche collegato al discorso del fare figli. Favorevole a questa proposta? Sì, assolutamente. Allora, per quello che riguarda il finanziamento delle famiglie, assolutamente. Tanti ne parlano e nessuno produce nulla. Questo trovo che sia scandaloso, non mi piacciono le propagande elettorali. Quando si evidenzia una problematica bisogna assolutamente prenderne atto, fare delle proposte chiare. Cosa dell'1% io trovo che sia il minimo sindacale, possiamo definirlo così? Bene. Per quanto riguarda invece la questione della denatalità, trovo che ci sia una denatalità per quello che riguarda il popolo italiano. Questo è vero, io stessa ho avuto una sola figlia, non ne ho fatti 4, però non trovo che sia un problema quello della denatalità, perché comunque i migranti stanno ripopolando il nostro paese e non mi spaventa questo. La storia dell'uomo dal Giurassico a oggi è stata una storia di migrazioni, non dobbiamo spaventarci del fatto che comunque ci sia una ripopolazione da parte di migranti. Le persone hanno radici, ma non sono come gli alberi, non sono piantati per terra, hanno delle radici con delle gambe, si muovono, camminano, anzi se ben praticata la migrazione è ben normata, se noi riusciamo in qualche maniera a tutelarla, diventa fonte di ricchezza. Ricordo che stiamo parlando con Serena Pellegrino, candidata di sinistra Ecologia e Libertà, precisiamo come giustamente ha voluto la candidata, qui delle tematiche principali che riguardano appunto l'elezione di un candidato, di un rappresentante dei cittadini al Parlamento. C'è un ultimo tema etico su cui vorremmo chiedere la sua posizione, un tema diciamo su cui non si è ancora arrivati a una sintesi, se ne parla da tempo, poi si rinvia sempre, fine vita, no? Quali secondo lei i criteri per fondare una nuova legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento? Bella, anche questa è una bellissima domanda. Sempre premettendo che non si può fare un ragionamento esclusivamente personale. Io posso avere la mia personale opinione, però devo tutelare l'opinione di tutti i cittadini. Pertanto, questo è un nodo proprio a me caro, a me caro. E le vicende di Eluana Englaro non serve che ce le stiamo a raccontare qua, perché ce le abbiamo avute a due passi e le abbiamo vissute tutte quante in prima persona, con delle vicissitudini, con dei coinvolgimenti emotivi che ognuno di noi ha messo il suo pezzettino, no? Il suo apporto. Però mi piace dire questa cosa: noi andiamo dal parrucchiere e ci tagliano i capelli, ce li tagliano male, siamo disposti a fare il diavolo a 4 perché ci hanno tagliato male i capelli, anche capaci di fare una denuncia al parrucchiere, no? Cioè, è chiaro che il mio è un esempio quasi banale, ridicolo. Per quale motivo io non posso dare una mia opinione e non posso scrivere 4 righe in merito a quello che riguarda il rapporto di fine vita con la mia vita corporale di questo momento, di questo periodo storico della mia propria vita corporale? Per quale motivo non ho il diritto di poter dire al mio medico qual è il destino del mio corpo? Questo io lo trovo ingiusto, lo trovo una frode, non so come definirla, è pesante.
che mi dovessi trovare in una situazione, qualcuno decide per me del mio percorso corporale. Su questo io non sono d'accordo. Poi se io decido che il mio fine vita sarà di un certo tipo, lasciatemelo dire nel momento in cui ho tutte le capacità per poterlo fare. Ecco, io credo che dare la possibilità ad ogni persona di scrivere un piccolo testamento biologico, possiamo scrivere a chi lasceremo i beni, che credo siano decisamente meno importanti del nostro corpo, della nostra vita. Per quale motivo non ho la possibilità di scrivere 2 righe in merito al mio fine vita? Parliamo ora di ambiente, territorio, appunto un tema caro alla candidata, però parliamo di un ambiente particolare, la montagna. Qua siamo in Friuli, lei si presenta per il Friuli, la montagna rappresenta territorialmente gran parte della nostra realtà, montagna che però sappiamo le condizioni in cui è, montagna che muore. Quali politiche pensa lei per una presenza dell'uomo in montagna e per un rilancio anche dell'ambiente e dell'economia in montagna? Allora, la montagna è preziosa, e mai come negli ultimi 30 anni è stata vituperata. E io, così, una per tutte, con questo so che magari mi inimicherò qualcuno, ma pazienza, trovo che lo sfruttamento della montagna, della nostra montagna, della montagna Friuli Venezia Giulia, perché magari in altri contesti potrebbe andare bene, per quanto riguarda un turismo spinto, come quello delle piste di sci, come è stato fatto negli ultimi anni, trovo che sia, come posso definirlo, una violenza? Ecco, io l'ho trovato violento, perché la montagna va rispettata, la montagna friulana poi in particolar modo. La cultura delle persone che abitano la montagna friulana ha una cultura completamente diversa da quella di altri contesti. Il fatto di aver violentato appunto questa montagna, che poi tra l'altro da sempre la montagna friulana non è una montagna da sci, ma noi lo sappiamo, ci basta vedere che se capita un inverno dove non nevica abbiamo distrutto completamente la stagione invernale, ma accidenti. Sappiamo invece che dalla storia, il CAI per esempio insegna, che la nostra montagna viene utilizzata e vissuta in maniera completamente differente. Quindi uno sviluppo sostenibile per quello che riguarda il turismo, possiamo definirlo un turismo lento piuttosto che un turismo veloce. Le camminate, la nostra montagna è silenziosa, non è una montagna che grida e in questo momento sta gridando tutta la sua vendetta. I boschi, per esempio, l'agricoltura, le malghe, tutto quello che riguarda le piccole minoranze, ma sto pensando a Resia, ma ne possiamo citare tantissime. Ce le siamo completamente dimenticate. Abbiamo distrutto radicalmente questa cultura. A me questo trovo che sia una ferita, noi la dobbiamo sentire come una grossa ferita nel nostro cuore. E la Convenzione delle Alpi, che è ormai scritta decenni fa, mai applicata. Allora proviamo a ripensarla, la montagna. Lo spopolamento in questo momento è radicale. Come facciamo a non prendere atto di questa cosa? E la montagna per noi è risorsa. Cominciamo a pensarla in questi termini e non mettere patchwork, oppure mi perdoni, ma su questa cosa qua per me è una ferita grande. Fare i grandissimi villaggi sotto la montagna di Sutrio, ma perché? Qualcuno mi deve spiegare perché devo ferire il territorio in questa maniera. Per che cosa? Fare 90 mini appartamenti? Ma qual è lo scopo etico? Qual è lo scopo etico in questa direzione? Qualcuno me lo deve spiegare. Chi è che ha prodotto queste politiche di questi ultimi 30 anni? I boschi attualmente sono allo stato brado, possiamo definirli. Ma perché invece non utilizzare i boschi come risorse? Sia come legna da brucio, che credo che sia una delle principali risorse, ma anche dell'edilizia. Io ritengo, faccio un esempio banale, guardi, il mio lavoro mi porta in questa direzione. Devo fare una copertura, la copertura di un edificio, e mi ritrovo a dover fare computi metrici. Chissà come mai alla fine della spesa, se io faccio
una copertura in legno, interamente in legno, chiusa a coppi, ha un X di costo. Se invece la faccio in acciaio, laterocemento, eccetera, ha X meno 20. È chiaro che alla fine il mio committente mi dice sarà meno bella, ma io la faccio così. Ma come costi ambientali, noi sappiamo che la siderurgia ha dei costi altissimi rispetto a quello che invece io posso avere con lo sfruttamento dei boschi per quello che riguarda l'edilizia. Ma per quale motivo non si va in questa direzione con le risorse sia politiche, ma proprio risorse politiche nel vero senso della parola, cioè come programmi politici? Io credo che si incrementerebbe un sacco di lavoro, moltissimo, le montagne verrebbero ripopolate, bisogna fare delle infrastrutture, sì, è vero, perché i boschi bisogna raggiungerli, ma a questo punto tutto quello che riguarda, per esempio, Ferriera di, di Trieste, comincerebbe a essere presa in considerazione in maniera completamente differente. Parlava prima di minoranze linguistiche. Ecco, il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di lingue e culture diverse, il friulano, il tedesco, il germanofono, lo sloveno, no? Sono una risorsa, secondo lei? Come vanno difese, ma soprattutto incoraggiate? Prego. Guardi, questa domanda è bella perché le minoranze, come sappiamo, sono la ricchezza. Mi piace dire questo. Quando quest'estate ho partecipato al convegno internazionale sulla decrescita a Venezia, c'è stato un intervento molto interessante. La somma delle minoranze fa la maggioranza. E questa è una grande verità. Per cui noi, se prendiamo 1 più 1 più 1, alla fine veramente sommate assieme fa la maggioranza. E anche in democrazia sappiamo che alla fine, a meno che non ci sia una maggioranza assoluta, la somma delle minoranze fa la maggioranza. Per cui non possiamo nasconderci dietro a un dito. Le minoranze sono da tutelare, sempre e comunque. Sono una ricchezza. La nostra regione credo che sia una delle migliori da questo punto di vista. Con i fondi che arrivano anche dall'Europa abbiamo potuto fare grandi cose. Quindi lei darebbe, per una cosa concreta, più fondi, ad esempio, per l'attuazione della legge italiana sulle minoranze, la 482, che adesso è un po' in difficoltà. Ma sicuramente, d'altronde la specialità della nostra regione deriva proprio da quello, ci è stata data anche per questo motivo, per cui non possiamo dimenticarci questo. E le minoranze linguistiche, ma le minoranze culturali sono ricchezza. Sempre, come ho detto prima, come le migrazioni abbiamo detto che sono ricchezza, noi dobbiamo interloquire, dobbiamo renderli vivi. E i fondi, certo, i fondi sono risorsa primaria, capire come, in quale direzione, su questo faccio un po' di polemica. Non mi piace l'idea di istituire il T9 per il telefonino come grande strumento per, sì, è vero, è importante, però bisogna capire quanti fondi vanno in quella direzione. Probabilmente possiamo anche fare degli spettacoli culturali, che forse sono dei veicoli importanti, lo sono sempre stato dai tempi di Omero a oggi, per cui ci sono tanti altri mezzi per poter investire in questa direzione. Parliamo un po' di questioni, diciamo, amministrative, di organizzazione un po' dello Stato, no? E parliamo della nostra realtà, la specialità del Friuli Venezia Giulia, se ne dibatte, no? Delle specialità anche legate poi al discorso dei costi della politica, scandali della politica. La specialità nostra, secondo lei, va difesa e con quali contenuti? No, sì, l'abbiamo appena detto, è importante la difesa della specialità della nostra regione. Certo, va rivista, quasi sicuramente dobbiamo dare una nuova definizione. Io penso sempre al Trentino Alto Adige, no? Noi viviamo come una sorta di figli minori dimenticati del fatto che abbiamo la specialità, mentre il Trentino Alto Adige utilizza le proprie risorse per quello che riguarda il suo statuto speciale in maniera completamente differente. Certo non possiamo paragonarci soprattutto per quello che riguarda i fondi che arrivano, loro hanno anche 2 province autonome, per cui
evidentemente è senz'altro una questione di fondi, di quantità di fondi, ma anche di come questi fondi vengono investiti. La nostra specialità prevalentemente deriva dal fatto che abbiamo le minoranze, come si diceva prima, e ritengo che sia indispensabile ridefinirli parlando con le parti in causa, quindi ricreare un tavolo e rivedere appunto queste normative, tenuto conto che comunque la Slovenia adesso è parte integrante dell'Europa e quindi le nostre minoranze, soprattutto quelle con la Slovenia, bisogna per forza riprendere in mano questo tema insieme a loro. Due domande con risposte spot. Una, è favorevole a dare la cittadinanza ai figli di giovani immigrati nati in Italia? Sì, certo, quello che ho detto prima, quello che dicevamo prima, trovo che sia una ricchezza, ma proprio cristianamente parlando, non perché mi trovo qui, voglio essere chiara, la mia cristianità è declinata ovunque, insomma, e quindi trovo che qualsiasi essere umano debba avere gli stessi diritti e gli stessi doveri anche. Costi della politica, cosa manca da fare? Molto bella. Allora, sui costi della politica, allora, noi dobbiamo pensare che i costi della politica devono assolutamente essere ridotti. Ci troviamo in questa situazione proprio perché la moralità è stata completamente, possiamo dire, dimenticata. Ecco, forse proprio questa è la parola giusta. Il concetto di immorale credo che sia ormai dilagante. Per cui se noi mettiamo come assioma la moralità, tutto viene di conseguenza. Importante non confondere i costi della politica con i costi della democrazia. Certo, 1000 parlamentari è una follia, anche noi proponiamo di dimezzarli, ma dimezzare il numero dei parlamentari non vuol dire dimezzare solo i costi della politica, vuol dire anche dimezzare i costi della democrazia. Perché? Faccio l'esempio proprio banale per quello che riguarda anche l'ultima decisione fatta sul nostro governo regionale. Siamo passati da 59 a 49, se non Più o sbaglio. meno, la proporzione, diciamo meno 10, dai. Ecco, una decina, sono stati tolti una decina, pari più o meno a quasi il 17%, quindi 17% dei costi. Prima di tutto io avrei fatto un taglio immediato a quello che riguarda i benefit, gli emolumenti, perché no? Perché noi dobbiamo aver paura a tagliare gli stipendi di queste persone? Non dobbiamo aver paura. Per quello che riguarda, per esempio, anche i rimborsi elettorali dei partiti, anche lì dobbiamo fare attenti a non passare alla demagogia, perché altrimenti che cosa accade? Che soltanto i ricchi dopo possono fare politica. No, noi dobbiamo stare attenti che la Costituzione parla chiaro, chiunque deve poter accedere alla cosa pubblica. Certo, da qui poi a dire che i rimborsi elettorali, per fare un esempio banale, non mi coincidano con le spese effettive, allora ritorniamo all'assioma precedente, quello della moralità. Per cui ritengo che la questione morale sia essenziale. Un'idea, una semplice idea per favorire l'occupazione dei giovani. Allora, l'occupazione dei giovani, io mi riferisco per esempio all'episodio della Puglia. È chiaro che il problema del lavoro è nato quando si è creduto che il precariato fosse risorsa. A un certo punto il precariato viene chiamato flessibilità. Ma quale bugia, ma quale menzogna! Oggi ci troviamo a 20 anni, 25 anni con 43-44 tipi di contratti di lavoro. La maggior parte delle persone si trova ad avere un futuro che definirlo precario non rende assolutamente l'idea e ci troviamo la maggior parte dei cittadini con le gambe all'aria, ma non solo i giovani, ci troviamo anche nei cinquantenni. Quindi immediatamente una radicale diminuzione dei numeri di contratto di lavoro, sostenere il tempo indeterminato e nell'immediato istituire il reddito minimo garantito, cosa che l'Europa ci chiede dal 92.
tutti gli altri stati dell'Europa ce l'hanno, noi siamo gli unici a non averlo. È chiaro che non deve essere una sorta di parassitismo, ovvio. Perché? Perché questo reddito minimo garantito deve essere una specie di cuscinetto che mi inibisce anche evoluzione di criminalità, perché noi abbiamo visto che anche la microcriminalità, ma la micro veramente, quella per esempio che porta alle piccole ruberie nei supermercati, è chiaro che se io mi ritrovo senza un reddito e devo mangiare, in qualche maniera mi devo arrangiare, ma se io Stato, in questo devo dire, mi piace dire questo, che la Chiesa supplisce allo Stato, ma così non deve essere. La Chiesa deve al massimo coadiuvare. Lo Stato deve prendersi la responsabilità di ogni cittadino affinché questo non si metta nelle condizioni di essere un ladro, tornando proprio al discorso di prima. Quindi reddito minimo garantito, importante. Nel frattempo noi abbiamo, come dicevo prima, due ambiti importanti, quello dell'ambiente e quello della cultura. Abbiamo un paese che definirlo in dissesto idrogeologico non rende l'idea. Abbiamo un paese che ogni 2 anni si ritrova con le case e le macerie a causa di sisma. Questo noi sappiamo che fra poco ritornerà anche in Friuli. Mettere in sicurezza le abitazioni, mettere in sicurezza il territorio. Abbiamo la più grande opera pubblica che è proprio la messa in sicurezza del territorio. Quanti posti di lavoro? Tantissimi. Tutto quello che riguarda per esempio i lavori green, i lavori verdi. È bastata una piccolissima legge fatta nei 2 anni in cui il governo Prodi, prima che cadesse, ha istituito, come per esempio incentivi sui risparmi energetici. Sappiamo, tutti noi ormai conosciamo la legge quella sul risparmio del 55%, perché qualsiasi persona comunque che possieda un'abitazione sa che prima o poi parlerà di questo argomento. In 2 anni, quindi bastano delle leggi semplici, elementari, e parte il volano dell'economia. Grazie a Serena Pellegrino, candidata di Sinistra Ecologia e Libertà, per essere stata con noi. Grazie a voi.